il turismo nel Veneto fa circa il 10% del PIL veneto e fa circa 71 milioni di posti letto, rendendo il Veneto la prima regione turistica d'Italia. È proprio alla luce di questi numeri che si vogliono attrarre più giovani nel settore turistico per rendere il mestiere più appetitoso. Se ne è parlato a Cassagredo nel corso di un convegno con esperti del settore, che pur rilevando una ripresa dell'occupazione nel turismo veneto, allo stesso modo vedono come calino le iscrizioni agli istituti superiori turistici. C'è stato in questi anni qualche segnale, forse più che un segnale, che i giovani stanno vedendo con meno, diciamo così, interesse quella che può essere il lavoro nel mondo del turismo e le professioni nel turismo. E spesso a fronte di una immagine di questo settore e del modo in cui si lavora che non corrisponde nemmeno alla realtà. Dobbiamo semplificare alcune cose e concentrarci tutti quanti su un aspetto che è la formazione e i percorsi di studio degli studenti per creare quelle figure professionali che saranno utili nei prossimi anni, specialmente nell'occasione delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. È stato avviato un progetto proprio per rendere il turismo un settore professionale più attrattivo per i giovani. È un percorso di ricerca dove noi stiamo cercando veramente una partecipazione di istituzioni, imprese e scuole per costruire assieme anche nuovi strumenti di raccolta di informazioni e di monitoraggio, in modo di aver avviato, se volete, un po' un movimento verso